Siamo con Paolo Fedato, allenatore della Juniores del Vittorio Falnec, al termine della terza partita di questo Memorial Gallego, vittoria per 1-0 e passaggio del turno praticamente in cassaforte. Sì, con 3 vittorie credo che ormai il passaggio del turno, insomma, sia, dico, spero di non essere smentito, ma cosa fatta, insomma. Abbiamo interpretato 3 belle gare con la giusta umiltà perché sappiamo bene che è un torneo attrezzato in quanto dalla prima squadra arrivano tutti i fuori quota e quindi è un bel torneo tosto, insomma. Lavoro che dà proseguimento a quello che è stato la prima avventura del Vittorio in un torneo nazionale. Sì, sì, noi abbiamo finito abbastanza bene, abbiamo ottenuto un quarto posto, ci siamo giocati i playoff che purtroppo sono andati male, però insomma siamo soddisfatti come prima annata, penso che i ragazzi hanno avuto il loro bel periodo di crescita e sono riusciti a rimanere al passo con squadre magari un po' più abituate a questi campionati, insomma, e quindi adesso affrontiamo sto torneo come proseguimento sulla strada di crescita di questi ragazzi, insomma. L'appetito viene mangiando, di solito si usa dire dove vuole arrivare Fedato, dove vuole arrivare il Vittorio in questo torneo. No, penso meglio di tutto sia vivere la giornata, quindi prendiamo partita dopo partita. Adesso è fondamentale, secondo me, un'altra cosa, è che la prima squadra si salvi, faccia una bella partita domenica e poi vedremo anche con qualche rinforzo di giocarcela fino alla fine, insomma.